Tragedia nel Bellunese, l'imprenditore padovano Tiziano Faccia muore schiacciato da una scarica di massi. Era il fratello di due serenissimi accusati di aver collaborato all'assalto al campanile di San Marco. È stato trovato morto in un dirupo il 68enne di Ravenna, disperso da ieri sulla strada delle 52 Gallerie sul Monte Pasubio. Le ricerche erano proseguite per tutta la notte. 'Ndrangheta in Veneto dopo l'arresto di 5 indagati, tra cui un notaio padovano e un 55enne di Villorba. La procura si appella agli imprenditori: troppa omertà, serve più collaborazione. In Calabria 19 provvedimenti di custodia cautelare a carico dei componenti di 2 gruppi criminali accusati di rapine in casa e furti nei negozi. In azione anche i carabinieri di Venezia. Malore sulla pista d'atletica a Treviso per un 15enne, lo salva il suo allenatore, un autista soccorritore del suo M118, utilizzando il defibrillatore fatto installare dal comune. Auto come Ariete contro la vetrina di una boutique di abbigliamento del centro di Bassano, la spaccata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza è allarme sicurezza. Modifica del regolamento dei mercatini natalizi a Treviso. Casugana dice basta ai gazebo fai da te e impone per tutti bancarelle bianche o beige e drappi rossi. Buongiorno, ben ritrovati in diretta, prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dall'incredibile tragedia avvenuta a Sedico nel Bellunese. Alcuni sassi si sono staccati dalla parete finendo su un trattore. A morire sul colpo è stato un 62enne imprenditore padovano, Tiziano Faccia, fratello di 2 serenissimi accusati di aver collaborato all'assalto del campanile di San Marco. I dettagli ce li racconta in collegamento Tiziana Bolognani, buongiorno. Sì, buongiorno, mi trovo alla Stanga in comune di Sedico, località che si incontra percorrendo la strada regionale 203 a Gordina. È qui che ieri attorno alle 19 si è consumato il dramma. Tiziano Faccia, noto imprenditore padovano, 62 anni, è morto colpito da una scarica di sassi precipitati da una parete rocciosa prospiciente l'azienda agricola di Patrick Calonego. Lì l'imprenditore si era dato appuntamento per la consegna di uno dei suoi carri miscelatori, un macchinario unico nel suo genere, il primo al mondo, da lui stesso brevettato nel 1980. Tiziano Faccia è stato colpito in pieno volto e a nulla sono valsi i soccorsi pur tempestivi del SUE, ma allertati dai dipendenti che hanno assistito sconvolti alla tragedia. I carabinieri di Sedico hanno raccolto le testimonianze e ricostruito la dinamica dei fatti. Purtroppo la caduta di sassi non è una novità per la zona e la situazione è peggiorata dopo la tempesta Vaia, che ha reso, se possibile, ancora più fragili i versanti rocciosi che sovrastano da un lato e dall'altro la 203 a Gordina. L'infortunio mortale è accaduto mentre il trattore che trasportava il carro miscelatore si stava muovendo in un sentiero interno che lambisce la proprietà dell'azienda agricola di Patrick Calonego. La magistratura ha aperto un fascicolo questa mattina. Sono previsti i sopralluoghi tecnici anche dei rocciatori che debbono verificare le condizioni di sicurezza del versante roccioso. Tiziano Faccia era originario di Contarina nel Rodigino, ma da tempo viveva a Conselve in provincia di Padova, dove ha sede la sua azienda. Faccia, volto noto anche ai telespettatori del nostro gruppo per le sue partecipazioni al programma Focus condotto dal direttore Luigi Bacialli, era fratello di 2 serenissimi, Luigi e Fausto, noti per l'impresa del tanco che assalì Piazza San Marco a Venezia, ma dalla politica aveva scelto di restare distante. L'uomo lascia la moglie, raggiunta dalla notizia in serata e ora chiusa nel dolore. Per ora è tutto, a voi. Grazie a Tiziana Bolognani. Ed è stato trovato senza vita l'escursionista disperso ieri durante una gita sulla strada delle 52 Gallerie del Pasubio. Valli del Pasubio, trovato in un dirupo dagli uomini del soccorso alpino e vigili del fuoco il corpo senza vita del 68enne escursionista di Ferrara, Mario Ravaglia, disperso sulla strada delle 52 Gallerie del Pasubio nel tardo pomeriggio di mercoledì 16 ottobre. Il ferrarese era partito con altri 5 amici da Bocchetta Campiglia per risalire l'itinerario. Quando arrivati all'altezza della 19ª galleria il gruppo si è fermato per ritrovare gli occhiali di uno di loro, mentre il 68enne proseguiva da solo. Arrivati al rifugio Papa, l'amico non c'era, pensando fosse sceso, hanno imboccato la strada degli Scarubbi verso valle, convinti di trovarlo al parcheggio, dove il 68enne però non è mai arrivato. L'ultimo contatto risale alle 12, quando l'escursionista era al telefono con la moglie, e poi più nulla fino al ritrovamento del corpo.
Un notaio padovano indagato, un 55enne residente a Villorba, anch'esso sotto inchiesta, e poi l'omertà tra gli imprenditori sottolineata dalla Procura distrettuale di Venezia. Sono alcuni degli aspetti, delle sfaccettature dell'inchiesta sulle infiltrazioni dell''ndrangheta che ha portato a un nuovo arresto in Veneto. Nuovi sviluppi a qualche mese di distanza dall'operazione Camaleonte, che ha portato lo scorso marzo all'arresto di 33 persone coinvolte in un ampio giro 'ndranghetista di usura ed estorsioni in varie province del Veneto. I carabinieri del nucleo investigativo di Padova e i finanzieri di Mirano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un calabrese già ai domiciliari dopo la precedente inchiesta, accusato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. 4 le persone indagate, tra cui un notaio padovano accusato di concorso in estorsione. È un dato che ci ha un po' preoccupato e ci preoccupa, perché è la prima volta che nelle nostre indagini emerge un pubblico ufficiale con delle caratteristiche particolari come un notaio, quindi è chiaro che gran parte delle transazioni passano attraverso i professionisti, passano attraverso anche i notai. È la prima volta, non avevamo mai avuto elementi per indagare un notaio, e questo è un dato che va sottolineato proprio per la pericolosità e per la capacità di penetrazione che ormai ha la criminalità organizzata in Veneto. Questo non è l'unico aspetto preoccupante rilevato dal procuratore. Finora le inchieste che abbiamo svolto sono svolte anche con il diretto coinvolgimento probatorio, nel senso che hanno collaborato degli imprenditori. In questo caso pericolosamente abbiamo notato invece un sistema omertoso un po' troppo diffuso in relazione ai fatti che sono emersi, e quindi un pericolo che è giusto segnalare da subito, di paura, di non partecipazione, di non completa fiducia forse nell'istituzione dello Stato, sul quale però è necessario assolutamente fare chiarezza, come stiamo cercando di fare. 11 gli imprenditori vittime, soprattutto i più piccoli, e questa scarsa collaborazione ha reso alcuni di loro oggetto di perquisizioni necessarie per acquisire materiale probatorio, che non hanno fornito durante gli interrogatori da parte degli investigatori che hanno operato tra le province di Venezia, Treviso, Vicenza, Padova e Rovigo. È necessario che gli imprenditori abbiano fiducia nell'istituzione dello Stato e non pensino di poter gestire in maniera autonoma, come singoli soggetti, i rapporti con la criminalità organizzata. Non è così. Ed erano dedite invece a rapine in casa e furti nei negozi le due bande di predoni sgominati dai carabinieri in Calabria, un'operazione che ha coinvolto anche i carabinieri di Venezia. Ci spiega tutto il collega Filippo Fois. Sì, buongiorno. Di 19 arresti, bilancio di un'ampia operazione dei carabinieri di diversi comandi provinciali, tra i quali quello di Venezia, affiancato dai militari di Cosenza, Catanzaro e Napoli, un'operazione attraverso la quale sono state sgominate, riferiscono i carabinieri, 2 agguerriti gruppi criminali stabilmente dediti alla commissione di reati predatori. In che modo sia coinvolta anche la provincia di Venezia sarà chiarito in queste ore in una conferenza che i carabinieri tengono nel comando di Cosenza, quindi in Calabria. Per ora le notizie parlano, come detto, di 19 arresti con una lunga serie di reati che vengono contestati, da quello di associazione per delinquere, per la commissione di furti, a ricettazione, rapina, resistenza al pubblico ufficiale, evasione, violazione degli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, favoreggiamento personale e possesso di chiavi alterate o grimaldelli. Come detto, si tratta di gruppi criminali particolarmente agguerriti, secondo le prime notizie che arrivano dalla Calabria. Poi su quale sia il coinvolgimento della provincia di Venezia in questa operazione dei carabinieri saremo in grado di dirvelo nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Per ora è tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Filippo Fois. Ora parliamo di droga spuntata in biblioteca a Treviso, la scoperta da parte della polizia che è intervenuta fuori proprio dalla sede della biblioteca per sedare una lite tra ragazzini.
Droga in biblioteca comunale a Treviso, l'ex GIL di via Giacomelli è nascosta dentro uno zainetto. La polizia nello zaino con i 230 grammi di marijuana ha rinvenuto anche il materiale per confezionare le dosi insieme a un bilancino di precisione. La scoperta in seguito a una lite tra studenti così accesa che per sedarla è stato necessario l'intervento appunto della polizia. La scoperta da parte degli agenti delle volanti della questura di Treviso lunedì mattina in seguito alla segnalazione di alcuni passanti. Sentendo le sirene della polizia avvicinarsi, immediato il fuggi dei ragazzi, con il proprietario dello zainetto che, per evitare guai, ha deciso di abbandonarlo dileguandosi di corsa. Lo zainetto ora è stato sequestrato in attesa naturalmente di identificare il proprietario della droga. Un altro giovanissimo protagonista della prossima notizia, perché un ragazzo di 15 anni colpito da arresto cardiocircolatorio al termine di un allenamento sulla pista d'atletica di Treviso è stato salvato grazie all'intervento di un allenatore che è anche un autista soccorritore del 118 che gli ha applicato il defibrillatore presente nell'impianto sportivo e fatto installare dal comune di Treviso. L'episodio, che è stato reso noto proprio dagli operatori dell'azienda sanitaria Marca Trevigiana, è avvenuto alle 19:30 di ieri negli impianti sportivi comunali. L'autista soccorritore Rolando Zuccon ha dapprima iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare facendo attivare il 118 e quindi ha applicato il defibrillatore installato dal comune nell'impianto ed effettuato una scarica. L'ambulanza che ha poi trasportato il 15enne all'ospedale di Treviso lo ha portato in ospedale stabilizzato, si trova ora ricoverato ma in buone condizioni. Quindi un epilogo davvero fortunato per questo ragazzo. E c'è un nuovo colpo di scena invece nel braccio di ferro sul prestito al Louvre dell'uomo vitruviano di Leonardo, perché il TAR del Veneto ha respinto il ricorso di Italia Nostra e l'opera potrà lasciare Venezia. L'incertezza sulla trasferta francese dell'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci è finita. Il disegno, tra i più famosi della storia dell'arte, potrà lasciare le gallerie dell'Accademia di Venezia alla volta di Parigi per essere esposto in una mostra allestita al Museo del Louvre nel 500° della morte del suo illustre autore. La seconda sezione del Tribunale amministrativo del Veneto ha respinto il ricorso di Italia Nostra contro il prestito alla Francia delle opere di Leonardo. Sull'opportunità di muovere la celebre rappresentazione delle proporzioni reali del corpo umano, un fragile disegno a penna e inchiostro su carta datato fine 400, si era aperto un vivace dibattito, anche polemico, che sicuramente non terminerà qui. Intanto però il TAR ha deciso, specificando tra l'altro che il carattere identitario dell'uomo vitruviano nell'elenco delle gallerie dell'Accademia non è assoluto e non esclude tassativamente l'opera dal prestito, ma soprattutto il Tribunale amministrativo ha risposto all'allarme circa le conseguenze di muovere un'opera talmente delicata da poter essere esposta solo per 3 mesi ogni 5 anni, 3 mesi che tra l'altro si erano conclusi da poco alle gallerie dell'Accademia. Problemi, secondo il TAR, risolvibili con precise cautele sulla movimentazione, sulla riduzione del numero di giorni di esposizione e con condizioni di illuminamento limitati a 25 lux. Certo, secondo i giudici, l'esposizione a Parigi potrà eventualmente comportare, per rispettare gli standard di tempo in cui l'opera può essere esposta, la sottrazione alla visione del pubblico della medesima per un periodo prolungato, per consentirne il riposo al buio. Ora a Bassano del Grappa, centro solitamente tranquillo, invece questa notte si è verificata intorno alle 3 una rocambolesca spaccata con una banda di ladri che ha lanciato un'auto come ariete contro la vetrina di una boutique. Le telecamere hanno ripreso tutto. Bassano sarà anche un'isola felice sotto il profilo della criminalità, come ha sottolineato il prefetto di Vicenza solo qualche giorno fa, ma in centro storico non ci si fa mancare proprio nulla. Ne sanno qualcosa da Cenere GB di via Jacopo da Ponte, nel bel mezzo del salotto buono cittadino, dove i ladri sono entrati in azione nella notte dopo aver bloccato la strada con 2 fioriere. Utilizzando una Passat come ariete hanno tentato di sfondare la vetrina del negozio di abbigliamento senza riuscirvi. Se ne sono quindi andati senza refurtiva e lasciando una vetrina in frantumi. L'intera azione è stata ripresa dalle molte telecamere di videosorveglianza presenti in zona e sul blitz stanno indagando ora i carabinieri della compagnia di Bassano. I lavori di rimozione e sostituzione del vetro infranto hanno attirato l'attenzione dei frequentatori del centro e ora sono in molti a porsi questa domanda: Bassano è davvero sicura? Ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma torniamo tra pochissimo.
Ben ritrovati di nuovo in diretta, prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. Dopo il caso del finto medico trevigiano, l'Ordine dei Medici Veneto corre ai ripari con un duplice appello ai cittadini e alle istituzioni per informarsi al meglio su identità e qualifiche. Nelle settimane che segnano la svolta in ambito sanitario con il mega concorso indetto dalla Regione, con i continui appelli del governatore Zaia per riempire le vuote corsie venete, il caso del finto dottore trevigiano ha provocato un mezzo terremoto tra i medici, quelli veri. Anche per questo la condanna dell'ordine nei confronti dei sedicenti camici bianchi è netta. Sono soggetti che abusano del titolo di medico perché in realtà non lo sono dei semplici cittadini. Millantatori, affabulatori, il finto medico a lungo residente a Resana aveva convinto della sua qualifica anche la fidanzata, tanto da curarne pure una parente di Castello di Codego, poi deceduta. Un imprevisto che ha mosso l'indagine nei suoi confronti, una storia assurda, una truffa in piena regola, ma non un caso isolato, da qui l'invito dell'ordine a tutti i potenziali pazienti a informarsi in via preventiva. Per quanto riguarda il singolo libero professionista, una volta che uno ha un appuntamento con un soggetto di questo tipo, lo consulti via internet, diciamo su Anagrafica Nazionale, oppure chiede il numero di iscrizione all'ordine di riferimento. Ma a controllare devono essere anche tutte quelle strutture che assumono medici sulla base delle autocertificazioni. L'autocertificazione è una semplificazione amministrativa, poi le amministrazioni devono chiedere agli ordini medici di competenza se il signore che si presenta a questo documento è effettivamente iscritto a un ruolo e avere la conferma della qualifica professionale. Innanzitutto le istituzioni, devono tutelare il cittadino assumendo persone che siano qualificate. Per la bonifica invece dell'ex Miteni di Trissino la Regione ha pronti 3 milioni di euro, ma per la legge serve la nomina di un commissario straordinario. Lo ha scritto il governatore Zaia al Premier Conte chiedendogli anche uno specifico finanziamento. La Regione ha pronti 3 milioni di euro per la bonifica dell'area ex Miteni, opera prioritaria, ma la legge non ci consente di agire da soli, caro Premier Conte. Serve che il Governo nomini subito un commissario straordinario con poteri di agire con tempestività e con adeguati finanziamenti statali. È quanto ha scritto in sintesi il Presidente Luca Zaia in una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Al Premier ha riepilogato le principali tappe della vicenda legata all'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche e delle opere realizzate dalla Regione con la nuova rete di acquedotti per portare acqua pulita nelle zone dove le falde sono risultate contaminate dagli PFAS. Opere di bonifica che al momento non hanno risolto l'emergenza della diffusione della contaminazione delle acque sotterranee. Pertanto Zaia ritiene che le bonifiche non potranno verosimilmente procedere con la dovuta celerità. Così ha scritto a Conte. La situazione è grave, ha concluso Zaia nella lettera al Premier, tanto che c'è la necessità di nominare un commissario straordinario, dotato di poteri in deroga che possa accelerare tutte le procedure previste dalla normativa vigente. Il tutto con l'obiettivo di intervenire prima possibile sul risanamento ambientale dell'area dell'ex stabilimento Miteni. Infine i finanziamenti. Il Veneto li chiede a Roma, impegnandosi però fin d'ora a mettere la somma di 3 milioni di euro. È finalmente pronto il cavalcavia sulla Pedemontana che collega Nove a Marostica. Sia chiaro, 1200 giorni di lavoro non sono esattamente pochi, persino in Italia, a proposito di grandi opere. Il cavalcavia che unisce Nove a Marostica, tra via Fracone e via Levà, ha comunque visto finalmente il momento di rimuovere le barriere e di permettere il ripristino della viabilità ordinaria sconvolta da anni. C'è da dire, come spiega chi ha in mano i cantieri, che ci sono molti ostacoli, a cominciare dal continuo spostamento del tracciato della nuova Gasparona, visto che in qualche modo bisognava continuare a garantire le circolazioni di merci e persone durante la costruzione della Pedemontana. Alla fine i sindaci di Marostica e Nove possono tirare un sospiro di sollievo e sperare nell'impatto positivo del nuovo tratto di Pedemontana. Da un lato Raffaella Campagnolo sottolinea come i raccordi tra superstrade e viabilità ordinaria debbano ancora essere messi alla prova, mentre Matteo Mozzo si concentrerà sulle ciclabili marosticensi. A questo punto, se questo ponte è pronto, resta ancora quello di Bassano all'altezza dell'emisfero, che sta andando avanti ma non sarà a posto prima del 2020, quando si dovrebbe aprire la Pedemontana almeno fino alla città, iniziando a mostrare veramente l'importanza della nuova grande arteria, sperando che nel frattempo non si rompano altre barriere antirumore prima ancora dell'inaugurazione.
Cambiamo decisamente tema e parliamo con un po' d'anticipo di mercatini di Natale, perché a Treviso parte la sperimentazione rivolta agli ambulanti per uniformare attrezzature e colori di banchetti e gazebo. Sentiamo. Per il comune di Treviso il decoro inizia anche uniformando le strutture e i colori di banchetti, bancherelle, casette e gazebo. L'idea, fortemente voluta dal vice sindaco e assessore alle attività produttive Andrea De Checchi, è stata approvata dalla giunta comunale. Dalle prossime feste natalizie partirà la sperimentazione. Chi vorrà stazionare dovrà rispettare le nuove regole. In questo modo tutte le tende saranno solo di 2 colori. Stessa cosa per i fiocchi e i nastri nelle casette di legno, solo di rosso, oro e verde scuro. Quindi per i gazebi i colori sono bianchi e le cru. Per le bancarelle e le casette natalizie devono essere in legno e addobbate con stile natalizio o con lo stile del periodo in cui vengono a rappresentare o a vendere qualcosa in città di Treviso. I commercianti sono contenti? I commercianti io mi auguro che siano contenti, perché nella riqualificazione complessiva della città è importante mantenere un certo decoro. Come è importante che tutti coloro che vengono temporaneamente a vendere o a proporre a qualcosa da Treviso non lo facciano in concorrenza col nostro commercio, quindi sia bancarelle sia mercatini, ma rispettando la tipicità dei nostri negozianti e dei nostri commercianti. Vedremo in futuro come gli ambulanti prenderanno l'iniziativa, nessun allarme comunque per gli operatori che hanno necessità particolari, aggiunge De Checchi. Le eventuali esigenze verranno valutate interpellando l'amministrazione. Riaprono al pubblico dopo un periodo di restauro i giardini di Cabembo, 3.000 metri quadri di verde nel cuore di Venezia tra l'Accademia e le Zattere. Chi non la conosce bene forse non lo direbbe mai, ma Venezia è una città piena di giardini, pubblici e privati, a volte aperti a tutti, a volte ad esclusivo beneficio di chi ha la fortuna di averli, a volte che tornano a far parte del patrimonio cittadino dopo un periodo di inaccessibilità, come nel caso del giardino di Cabembo a Dorsoduro, una delle sedi storiche dell'Università Ca' Foscari, riaperto al termine di un accurato restauro. Uno spazio che abbiamo custodito questi anni e abbiamo colloquiato con tutte le parti in causa, la scuola, il comune, e finalmente dopo un processo abbastanza lungo siamo in grado di ridarlo all'uso che merita, che è per i bambini quando nelle ore della ricreazione, e ai cittadini, tutti quelli che vorranno venire a fruire di questo spazio, che è veramente una meraviglia. Questi quasi 3.000 metri quadrati di verde tra le Zattere e l'Accademia saranno aperti in questo primo periodo, da novembre a febbraio, dalle 8 alle 17:30, con una pausa da 12:15 alle 3 per la ricreazione degli alunni della scuola primaria statale Renier Michiel. Sono stati necessari anche dei lavori di bonifica, per quale motivo? Cosa si è trovato? Sì, tutto è cominciato da lì, e la bonifica era necessaria perché è stato rilevato un grado di presenza di diossine più alto di quello tollerabile. In realtà non era così critico, però era superiore alle soglie, per cui era un intervento dovuto. Abbiamo tolto 40 cm di terra e l'abbiamo ricollocata altrove e portata dall'altra. C'è stato tutto il tema anche della preservazione degli alberi, delle piante, che ha reso l'intervento un po' più complesso, ma alla fine tutto si è svolto nel migliore dei modi. Tra gli alberi di maggior pregio del giardino, tutelato quale bene vincolato dalla soprintendenza, si segnalano i Celtis australis, Taxus baccata, Laurus nobili e Wisteria sunesi, che si arrampica fino alla sommità dell'edificio. Le orchestre del Veneto saranno protagoniste dei 10 concerti in programma nel cartellone del Teatro Stabile al Teatro Mario del Monaco di Treviso, 4 eccellenze del territorio per un omaggio a Beethoven e Puccini. In attesa della grande apertura affidata alla Madame Butterfly di Puccini, diretta dal maestro David Crescenzi, la stagione del Teatro Comunale Mario del Monaco si arricchisce di una nuova stagione concertistica. Il Teatro Stabile del Veneto e il Comune di Treviso hanno annunciato un ricco programma di concerti, 10 appuntamenti che porteranno in scena le orchestre più prestigiose del Veneto. Un programma composto di solo orchestre, un programma sinfonico veramente d'impatto, che va da un omaggio a Puccini iniziale
per un concerto che è anche nel programma dei 150 anni, delle celebrazioni dei 150 anni del teatro, fino a un focus dedicato a Beethoven nei 250 anni dalla nascita, che si svolgerà nel 2020 proprio per celebrare anche questa ricorrenza. Le eccellenze di cui parliamo sono il gruppo Giovani Archi Veneto, sono l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, sono l'Orchestra Filarmonica e i solisti di Radio Veneto 1 e l'Orchestra di Padova e del Veneto. Sì, oggi completiamo il cerchio, chiudiamo il cerchio della programmazione culturale del Teatro Comunale. Sono assolutamente soddisfatto, ringrazio il Presidente Beltotto, il Governatore Zaia, il Direttore Ongaro e tutti il Comune di Venezia, il Comune di Padova, perché insieme stiamo facendo un lavoro molto importante per la cultura in Veneto e in Italia. Assessore, è una stagione stellare. Una stagione stellare, ma soprattutto che parla di artisti trevigiani e anche il Veneto, quindi sarà sicuramente una stagione emozionante, perché avere 4 realtà trevigiane, ma che quindi guardano e sono ambasciatori dei nostri artisti nel mondo, credo che per tutti i telespettatori assicuri una stagione ad alta emozione. Prima di salutarci vi ricordo gli ospiti di ore 13, subito dopo il telegiornale si parlerà di salute e in particolare di cura della cataratta e del glaucoma con le nuove tecnologie. Ospite il dottor Giorgio Santin, direttore dell'unità di oculistica dell'ULS 4 Veneto Orientale. Politica invece protagonista della puntata di questa sera di 20:10, in studio il commissario provinciale della Lega di Treviso Gianangelo Boff e il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni. È tutto, grazie per averci seguito, io vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci. Bentrovati al meteo. Giornata stabile, per lo più soleggiata sul nostro territorio, pressione dunque ancora in temporaneo aumento. Vediamo il dettaglio di giovedì 17 ottobre. Sul Veneto al mattino ancora qualche foschia o nebbia sulle pianure, specie su quelle occidentali. Sarà più soleggiato ovunque, salvo per addensamenti sui settori alpini, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 9 e 15 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 19 e 21 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo locali nebbie sulle vallate alpine al mattino, ma in rapido dissolvimento, più sole invece altrove. Temperature invariate, minime tra 11 e 16 gradi, massime comprese tra i 19 e i 20 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo tanto sole su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Temperature minime sugli 11 gradi, massime sui 20 gradi circa. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.